Buon pomeriggio dal circolo Il Faro, amici di Fanner. È la 20ª giornata di Serie C2 Girone A. La CCCP ospita la Tevere Remo, che all'andata vinse per 2-1. Adesso un solo punto divide le formazioni, che si trovano rispettivamente al sesto e il quinto posto in classifica, ed un'eventuale vittoria dei padroni di casa vorrebbe dire il sorpasso. A sinistra c'è Piloca, che però perde la sfera. La recupera Castelli in qualche modo, che poi la riperde. Ancora Piloca, allarga per Fabiani, si deve distendere Lucarelli, che con il piede destro manda il pallone in calcio d'angolo. È semplice rimessa dal fondo, l'ha ritoccata il giocatore in maglia blu. Subito dall'altra parte con il numero 8 che sotto porta fa il tap-in vincente. Si tratta di Castelli, che ha trafitto Umillaco. 1-0 quindi per la Tevere Remo quando siamo al 7° minuto di gioco. Castelli, Guancioli, c'è il taglio di Castroni che non viene servito, preferiscono andare a sinistra, il pallone al centro che rimane lì e poi Castroni non riesce a infilare il pallone in rete. Ripartenza di Piloca che prova il destro, calcio d'angolo battuto in mezzo, in qualche modo Umillaco salva i suoi, mette il pallone al centro. Signorelli non può arrivare sulla sfera, riparte Bettinelli, allarga sull'out di destra per Follo che mette in mezzo. Dietro la formazione in maglia bianca che adesso riparte benissimo, c'è Milani sull'out di destra, il pallone rimane lì e poi c'è il palo preso da Antonica. Ancora Guancioli, ancora Umillaco, salva i suoi. È successo di tutto in questi 10 secondi. Dopo questo corner battuto fuori per Castroni, palo clamoroso colpito da Castroni che aveva battuto Umillaco. Sopra il piede preferito del sinistro, scambia adesso con Bruno che chiude il triangolo con Piloca, rimane lì la sfera e con il ginocchio salva tutto il solito Lucarelli. Numero 5. Proteste accese adesso da parte di Fabiani, che viene ammonito dal direttore di gara. Recupera tutto Guancioli, toccato da dietro duramente per Fabiani, doppia ammonizione per il numero 16 che viene espulso. Tevere Remo non ha approfittato, il risultato è sempre però in favore delle maglie bianche, che adesso provano a attaccare e lo fanno molto bene con Antonica che trova il gol del raddoppio. 2-0 Tevere Remo. Perde un brutto pallone Piloca e poi Antonica prende il palo a porta spalancata. Umillaco con le mani, Bettinelli mette giù, allarga sulla destra per Piloca che prova il destro, si deve allungare Lucarelli, miracolo del numero 1. Pomicino, servito adesso Umillaco, bene per Bettinelli che ha spazio, serve Piloca che fa il gol del 2-1, si riapre la partita a 4 minuti dal termine. Di impostazione la manovra offensiva, Piloca entra in area di rigore, Piloca prova il destro con la spalla, Lucarelli la fa sua e tenta la battuta a rete. Lucarelli e direttamente da rinvio sigla il gol che chiude l'incontro. 3-1 per la Tevere Remo. Signorelli sul pallone, lo difende, raddoppiato, perde la sfera e poi da dietro a terra De Simone. De Simone sulla battuta con il sinistro direttamente in porta. 3-2 si chiude però l'incontro, nulla da fare per la CCCP, il gol non ha alcun significato, la Tevere Remo conquista 3 punti e si porta a 32 in classifica.